Salgono i contagi, gli ospedali sono di nuovo in affanno e tutto questo mentre c'è di mezzo l'estate, o meglio le ferie, e alcuni infermieri, che dovrebbero godere anche loro delle vacanze, sono richiamati in forze per poter garantire la sanità. Di questo ne parliamo oggi, anche perché domani c'è una conferenza stampa in cui scopriremo insomma cosa accadrà, con il Nursin, segretario di Udine, Afrin Kasli, che è qui vicino a me. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, Kasli, nel periodo meno indicato, quello delle ferie, quando tutti dovrebbero andare a riposare, quando dovrebbero tutti andare in giro, torna lo spettro del Covid. Certo, non è come quello del passato, però gli accessi ci sono sempre di più. Peraltro colpiscono anche gli operatori, anche loro sono positivi, quei pochi che rimangono, perché verrebbe proprio da dire pochi, visto che ne mancano, sono lì a fare 12, 10, 14 ore. Lo dico così. Mi dica lei cosa sta accadendo. La situazione è molto precaria, molto difficile. Adesso siamo arrivati proprio in una situazione veramente non più gestibile. È da anni che noi come Nursin stiamo denunciando la carenza degli infermieri, è da anni che stiamo denunciando, esprimendo anche le nostre preoccupazioni per quanto riguarda la carenza degli infermieri nelle corsie, sul territorio e ovunque. In questo momento preciso noi siamo in un momento veramente drammatico. I colleghi stanno rientrando dalle ferie, sono chiamate continue verso il personale sanitario, e quei pochi giorni che rimangono purtroppo devono rinunciare anche la famiglia. Ci troviamo con i colleghi che hanno anche 30 o 90 giorni addirittura di ferie ancora che non le hanno fatti, e più la drammaticità sta nel fatto che gli orari sono più insostenibili. Basta ricordare che sono i colleghi del pronto soccorso di Udine, ma tutto il pronto soccorso regionale, mi viene da dire, ma parliamo della provincia di Udine, che smontano dalla notte, finiscono alle 8 di mattina e alle 5 di pomeriggio possono essere richiamati, e questo non è più sostenibile. La possibilità di un riposino? Assolutamente no. Senta, io ho letto attentamente in questi giorni che venerdì sera, quindi non più tardi di una settimana fa, al pronto soccorso Covid erano 14 gli utenti in attesa di essere visitati, una decina dei quali destinati a ricovero, tempi d'attesa dilatati, un anziano addirittura costretto addirittura 72 ore prima del trattamento. Questa è la situazione, come ce la raccontano, o ancora peggio? No, la situazione è ancora peggio. Purtroppo manca un sistema vero e proprio di collegamento tra il territorio, medici di famiglia e i pronto soccorsi. Ma di chi è la colpa? Cioè il mancato collegamento? Sono tutte scelte politiche. Sono scelte politiche che per tantissimi anni ormai hanno fatto solo dei tagli, e noi ci siamo accorti... Mi pare di capire, mi scusi se la interrompo, mi pare di capire che quando mi ripete, l'ha detto anche all'inizio della trasmissione, sono da anni che non è un problema di centrodestra, centrosinistra, è un problema di precarietà del settore che si trascina da tempo, una mancata lungimiranza nelle scelte dal passato, che adesso nell'emergenza, come è successo nella pandemia, sono scoppiate proprio, no? Allora, adesso è venuto fuori quello che per tanti anni era molto difficile da capire, il perché il sistema non andava, perché prima c'erano dei tagli, non c'erano i soldi per poter fare delle assunzioni, quindi non c'erano delle risorse messe in campo per poter incentivare questa professione. In questi 2 anni invece succede completamente il contrario, ci sono dei fondi ma non ci sono più infermieri, e lì parte la scelta sbagliata di tutta la politica, parliamo della politica nazionale, su questo campo, perché hanno messo un numero chiuso sull'università per gli infermieri. Le assunzioni non venivano fatte proprio perché i bilanci erano in negativo. Adesso con dopo il Covid, diversi interventi a livello diciamo materiale sono stati ovviamente, no? Però non ci sono gli infermieri. Quei pochi infermieri che ormai rimangono, e questo è il problema vero, è di questo che dobbiamo preoccuparci. Oggi dobbiamo preoccuparci perché fino a ieri chi faceva l'infermiere
veniva percepito dalla popolazione come un lavoro sicuro, come un lavoro tranquillo, con un stipendio adeguato, ciò che non c'era. Oggi la situazione è venuta fuori e noi capiamo che non è proprio così. I stipendi sono sempre più bassi, gli infermieri stanno lavorando sempre di più, rinunciando alle famiglie. Spesso sono tantissimi colleghi che mi chiamano che sono anche in cura con i psicologi e tutto proprio per questo stress psicofisico. Ricordiamo che in giro dal 2019 fino ad oggi sono oltre 1000 cause penali contro gli infermieri, da denunce e tutto. Ricordiamo che l'infermiere oggi prende 1400-1500 in media. E con questi soldi non solo deve mantenere la famiglia, ma deve assolutamente pagare l'assicurazione per colpa grave di tasca sua, deve pagare l'ordine professionale, deve pagare tutti i corsi ECM che sono obbligatori per legge, deve pagare tutti i master per conto suo per trovarsi nelle corsie e fare la stessa cosa che si faceva 15 anni fa. Quindi la situazione è drammatica, diciamo non solo a Udine ma ovunque, proprio perché non è stata la lungimiranza della politica. Oppure chi ha deciso vuol dire che non capisce nulla di questa professione. Lei ha detto mancano infermieri, ci ha spiegato un po' le cause della serie il cane che si morde la coda, un po', non conviene, stipendi bassi, lavoro troppo faticoso, mancanza di lungimiranza da parte della politica, lei denuncia. Quanti infermieri mancano qua in provincia di Udine per capire come si può sopperire alle mancanze croniche e per fare in modo che poi gli ospedali non vadano in sofferenza? Più o meno. Solo in provincia di Udine mancano quasi 1000 infermieri ed è un numero enorme, drammatico. Ogni giorno mi arrivano i messaggi, mi informano i colleghi che si stanno licenziando ogni giorno. Ma dove vanno? Cambiano mestiere o vanno da altre parti? Allora, è molto molto semplice. Ormai il privato offre molto di più con meno ore, la libera professione offre molto di più. Quindi, soprattutto per i giovani infermieri, si sta poco a pensare nel dire che con tutta questa fatica che sto facendo nelle strutture sanitarie di Udine, è meglio fare libera professione che con queste ore guadagno il triplo. Dobbiamo ricordare che non è solo questione del guadagno, ma soprattutto delle condizioni psicofisiche. Gli ascoltatori devono capire, perché anche loro prima o poi saranno pazienti, certo. Ovviamente non li auguriamo a nessuno. Certo, le ricadute ci sono per tutti quelli che ci guardano, insomma, una sanità cattiva non va bene a nessuno. Esattamente, ecco. Meno infermieri, meno salute. E mi sento di dire veramente meno infermieri e meno salute, perché è quello che si approccia e si affronta direttamente con l'utente. Quindi se fino a ieri in tutti i reparti sul territorio un lavoro veniva fatto da 4-5 infermieri, oggi viene fatto da 2 e quindi non è un lavoro che viene fatto in una maniera corretta e non si garantisce del tutto l'assistenza che il cittadino ha bisogno. Peraltro io leggevo anche, la scorsa settimana c'era la Corte dei Conti che si è pronunciata, leggo alcuni passaggi, dice che la spesa sanitaria, parlando del Friuli Venezia Giulia, è salita dallo 0,74%, 22 milioni di euro in più rispetto all'esercizio precedente. Peraltro è da sottolineare che la sanità regionale prende più del 50% a livello dal bilancio, quindi pesa tantissimo. Nella loro relazione, la Corte dei Conti evidenzia alcune criticità da sanare per rendere un miglior servizio alla comunità, principalmente imputabili a carenza di personale, dice la Corte dei Conti, per quanto riguarda il servizio dei medici di famiglia, di guardia medica e infermieristico, che nella nuova organizzazione dell'assistenza territoriale ricopriranno ruoli di grande rilevanza. Leggo ancora che, poi c'è stata la risposta del governatore Fedriga, che dice: quanto alla sanità, per Fedriga la carenza di personale su cui anche la Regione ha cercato di intervenire aumentando il numero di borse di specialità sarà una criticità che dovremmo affrontare ancora per alcuni anni, tempo necessario a formare nuove figure professionali. Però verrebbe da dire, più andiamo avanti, il tempo stringe e se dovesse scoppiare anche qualche altro problema, che non sia la pandemia ma sia altro, ci ritroviamo
È proprio così. Con il gatto nel sacco, direbbe qualcuno. Ha detto proprio in maniera corretta e giusta, è proprio così. Allora, per quanto riguarda la spesa sanitaria, sono due aspetti che dobbiamo dividere uno con l'altro. È stato un aumento della spesa sanitaria dovuto al Covid, dovuto, diciamo, tutti Peraltro noi ce la cogliamo, come cittadini ce la cogliamo qua in Friuli Venezia Giulia. Assolutamente. E soprattutto per quanto riguarda tutto il materiale che serviva appunto per combattere e per prevenire il Covid. La spesa del personale è molto diversa invece, perché le aziende, come dicevo poco prima, stanno facendo cassa sulla mancanza degli infermieri. Deve essere molto ma molto chiaro che mentre fino negli anni scorsi ero molto critico verso le aziende, adesso in questo momento le aziende stanno facendo di tutto, di più per avere personale sanitario, soprattutto gli infermieri, però sul mercato non c'è. Non c'è, come ha detto lei prima. Allora, siccome sul mercato non c'è, dobbiamo trovare soluzioni che questi pochi infermieri che sono rimasti nelle nostre strutture sanitarie siano incentivati per non andare. Gli incentivi ci sono proprio dei risparmi, non dico dei guadagni aziendali, ma quello che risparmiano le aziende devono assolutamente investire sugli infermieri rimasti. Allora, Casli, andiamo in pubblicità e poi mi spieghi bene che cosa andrete a chiedere domani appunto nel corso della conferenza stampa. Pubblicità. Ben ritrovati a Screenshot dai studi di Telefriuli. Parliamo oggi di sanità uguale infermieri, lo leggete dal titolo, infermieri che sono costretti a essere chiamati quasi dalle ferie perché ce ne sono pochi, perché molti sono positivi, perché ci sono altri positivi che sono ricoverati nei reparti per il Covid, è il classico cane che si morde la coda praticamente. Non se ne esce, però come ha spiegato Afrin Casli, segretario NUS di Udine qui a mio fianco, non è un problema di adesso, è un problema che nasce da tempo, solo che adesso si trovano nella situazione tale da indire domani una conferenza stampa perché è ora di dire basta, lei dice, insieme ad altri sindacali. Ci presenti cosa andrete a chiedere esattamente? Domani è semplicemente una protesta, diciamo, minima, perché nei giorni d'oggi non possiamo nemmeno scioperare ormai, perché i numeri sono risicati, le persone sono in ferie e quei pochi che ci sono servono al sistema sanità. Quindi la nostra protesta parte da un principio di base. È giusto o non è giusto aprire dei reparti nuovi Covid, come adesso l'azienda ha deciso che nei prossimi giorni dovrebbe riaprire l'RSA di Palmanova con 20 posti letto per quanto riguarda i pazienti Covid. La nostra domanda è molto semplice: dove troviamo il personale per gestire questa struttura? Perché il personale non c'è. Noi non vogliamo assolutamente che i nostri infermieri si trovino nelle condizioni di lavorare come hanno lavorato ormai già da 2 anni, di essere spostati da oggi a domani senza nessun preavviso, da Tolmezzo a San Daniele, da San Daniele a Mortegliano, da Mortegliano a Palmanova, da Udine a Palmanova e così sia. Adesso è ora di dire basta a questo interscambio del personale senza preavviso, senza nessuna condizione, ma soprattutto senza nessun incentivo che garantisce assolutamente la possibilità di poter aprire altri reparti o altre cose. Mi sento di dire che dobbiamo spiegare anche agli ascoltatori che l'infermiere a volte è preso come una figura o è percepita come una figura di missionario. Noi non siamo missionari, i missionari sono altrove, noi siamo dei professionisti, noi siamo quelli che abbiamo studiato, abbiamo fatto l'università, seguiamo i master, facciamo e ci dedichiamo ore e ore alla nostra professione per dare al massimo al nostro utente. Però non veniamo trattati come tali, non veniamo trattati come professionisti e le persone, al giorno d'oggi, l'utenza, tutti i cittadini hanno bisogno di persone vere che siano
riposate, che non abbiano dei stress psicofisici come ci troviamo in questi mesi. Quindi è questo che noi chiediamo alla politica, alle aziende e a tutto quanto. C'è solo questo che domani affronterete? Solo la questione di Palmanova? O ci No. saranno altri tipi di richieste particolari? No, la sanità ormai è a 360 gradi, ASUFC più le case di riposo, che è drammatico la situazione nelle case di riposo, quindi la nostra protesta è dovuta a tantissime cose, ma l'apertura dei posti, dei 20 posti in RSA era proprio la goccia. Goccia che ha fatto traboccare il vaso. Esattamente. Ma la situazione è drammatica, ogni tanto quando si chiedeva e mi chiedevano dove sono le difficoltà, spesso spiegava che oggi sono in chirurgia, domani in pronto soccorso, cardiochirurgia e così via. Ormai non possiamo dire che sono in questo reparto piuttosto che quel reparto. La situazione è drammatica ovunque, a 360 gradi, è sul territorio, sono le medicine che stanno scoppiando, sono le chirurgie, è ovunque che ci sia. Il sistema purtroppo in questa maniera non può andare tra avanti poco può tamponare crollare. È giusto e corretto quello che il Presidente Federica diceva, proprio perché la penso anch'io nella stessa maniera, che servono tantissimi anni e forse noi entreremo nella carreggiata giusta, perché dobbiamo aspettare 3 anni di università, se ci sono. Però anche un fatto molto ma molto negativo è proprio questo, che anche nonostante adesso che non esiste il numero chiuso dell'università per gli infermieri, non ci sono più delle persone che si presentano per fare. I problemi sono stati affrontati, cioè il danno è già stato commesso, ecco, precedentemente. Esattamente. Senta, lei, chiamiamola così, è una conferenza stampa. È una protesta, uno stato d'agitazione, un inizio che magari potrebbe portare a uno sciopero? Non so, voi, anche tra voi sigle sindacali, sarete tutte unite in quello che voi porterete avanti oppure ci sono anche delle divisioni? Ma è impossibile non essere uniti e sbandierare, diciamo, quelli che sono i pensieri di uno piuttosto che l'altro. Le chiedo perché anche recentemente, quando c'era stata la questione dell'RSU, certo. qualche sigla si è messa contro l'altra, parlava di propaganda senza fare nome e cognome delle varie sigle ma sindacali. quello fa parte, diciamo, di quello che è il mondo sindacale, ma in questo momento io chiedo, spero che anche i colleghi abbiano capito e devono capire soprattutto un momento drammatico che noi viviamo. Qui i rappresentanti sindacali devono rappresentare i lavoratori che sono nelle condizioni veramente pietose, e non devono essere divisioni. Le divisioni poi le lasciamo per altre cose, ma non per la tutela degli infermieri, degli operatori e tutta la sanità. La tutela deve essere in primis, l'utente deve essere in primis, tutto il resto deve essere lasciato negli altri tavoli. Domani noi protestiamo, siamo 4 sigle, scendiamo e protestiamo e non è detto che, non è da escludere che andiamo in uno stato di agitazione proprio per le condizioni che i lavoratori. Vediamo però, verrà domani trattato tutta la sanità, non solo una parte, non solo Palmanova, i 20 posti, ma verrà trattato tutto quello che sono le condizioni lavorative del personale che lavora. Dicevo prima che le condizioni nelle case di riposo è drammatico, perché adesso con l'ultimo concorso che ASUFC ha detto, tutti quei pochi infermieri che erano rimasti a casa di riposo stanno andando verso l'azienda sanitaria, quindi anche gli anziani si trovano in grossa difficoltà per mancanza di personale. Gli esempi li abbiamo dall'Alto Friuli e finiamo a Grado. In questo contesto devo semplicemente fare una segnalazione molto grave. Gli infermieri della Sores che si occupano direttamente sull'emergenza territoriale, quindi se l'emergenza territoriale non funziona probabilmente il sistema va in blackout immediato. Solo nelle ultime settimane si sono licenziati 4 infermieri
è probabile che ci siano ulteriori 2 infermieri, quindi se andiamo a fare un calcolo molto semplice, 40 infermieri, 4 si licenziano, si dimettono, sono 10%. 10% di un sistema che non può assolutamente avere dei buchi, perché è il sistema diretto dell'emergenza territoriale. Abbiamo chiesto già da 10 giorni un incontro urgente con il direttore Polimeni. Lì mi sento di dire, perché l'abbiamo chiesto come nursing, come sindacato degli infermieri, se non ci saranno delle risposte o non abbiamo questo tavolo per poter discutere, sicuramente la nostra voce non mancherà di essere sentita ovunque, perché così non è più possibile andare avanti. Gli infermieri ormai sono esausti, sono stufi, non ne possono più, hanno famiglie che li hanno rinunciate ormai perché passano 20 ore in ospedale e 4 ore in famiglia. Non è possibile che il sistema regga per lungo tempo come sta reggendo, grazie agli infermieri tuttora. Se parlerete di sanità a livello globale, è una sanità comunque ancora zoppa, nel senso che mancano quei punti di primo intervento da essere riaperti, no? E magari rischiano di non riaprire. Parlo di sanità territoriale, Gemona, Maniago. Lì che posizione avete? Ne ho citati 2, ma Cividale, che ne so, anche altri. È quello che stavamo parlando prima. Per aprire una struttura bisogna avere personale. Se non si è personale non si può aprire Forse è un bene il fatto che non sia stato riaperto. No, il fatto è che a volte... sapendo di non avere personale, ecco, vi viene imputato anche all'assessore competente o la regione il fatto che bisognerebbe riaprire, però... Sì, ma in questo momento non c'è. Allora, a volte si sentono anche delle persone poco informate probabilmente su come funziona la sanità, perché non aprono posti letto. Ma il posto letto, cioè il letto fisico c'è, non è che manca all'azienda un letto o una stanza. Il problema è chi gestisce queste stanze. Se noi dobbiamo aprire una terapia intensiva, giusto per dare un'idea, in un posto letto di terapia intensiva devono essere minimo 6 infermieri, 2 per turno, minimo un medico. Quindi non possiamo mettere letti nelle stanze vuote senza risolvere il problema del personale, perché il problema vero e proprio è la mancanza del personale, la mancanza di incentivi verso questo personale che ogni giorno sta abbandonando questa sanità pubblica. Una volta era impensabile che il pubblico veniva lasciato da chi aveva vinto un concorso, oggi è la cosa più facile. Certo. Bene, Casli, io la ringrazio per questo suo intervento, le auguro buona serata, in bocca al lupo per tutte le sue battaglie. Grazie a lei. Ci rivedremo anche alla prossima, insomma, e vedremo insomma, quali saranno i risvolti anche nei prossimi giorni riguardo a queste vostre denunce e proteste, insomma, che voi, è stato d'agitazione, da quello che ho capito, insomma, state per annunciare. Grazie mille, screenshot torna la prossima settimana, a ricominciare da mercoledì, grazie, arrivederci. Grazie a lei.